Buonasera, bentrovati col notiziario di prealpina.it che apriamo col grave fatto di cronaca avvenuto questa mattina alle 8 all'ENAIP di Varese, dove la docente e coordinatrice scolastica Sara Campiglio, di 57 anni, è stata coltellata alla schiena da uno studente 17enne. Il ragazzo è accusato di tentato omicidio. Vediamo la ricostruzione nel servizio di Paolo Grosso. Le immagini sono dell'agenzia Blitz. Tentato omicidio, questa è l'accusa mossa dalla procura dei minorenni a un 17enne che questa mattina ha accoltellato per 3 volte alla schiena una professoressa di 57 anni, Sara Campiglio, nell'atrio dell'istituto professionale ENAIP di via Uberti a Varese. L'aggressione è avvenuta intorno alle 8, quando stavano iniziando le lezioni, ed è stata fulminea. Nessuna discussione, nessun diverbio, ha dichiarato un'altra docente che era insieme alla vittima. Il ragazzo è arrivato di corsa e ha colpito la collega, quasi non mi sono resa conto di quello che stava succedendo. La donna ferita, che è coordinatrice della scuola, è stata subito soccorsa e portata al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo. È stata operata e non è in pericolo di vita. Dopo le coltellate, lo studente si è spostato nel cortile dell'istituto e lì è rimasto fino a quando i poliziotti della volante l'hanno arrestato. Recuperato e sequestrato il suo coltello a serramanico con una lama lungo una decina di centimetri. La scuola ha fatto sapere che il minore è soggetto a diagnosi funzionale, cioè a problemi di natura psicofisica. Il ragazzo è ora nel carcere minorile Beccaria di Milano. A suo carico non risultano precedenti penali, è sconosciuto alle forze di polizia e non risulta in carico ai servizi sociali del comune. Inoltre, in passato non avrebbe avuto altri accessi d'ira. Da chiarire dunque il movente della violenza di oggi. E ora ascoltiamo il commento a caldo di una collega della docente ferita. E questo ragazzo che è arrivato di corsa e ha coltellato questo insegnante. Non c'è stato un motivo particolare, assolutamente, non sappiamo nulla, faranno le loro indagini la polizia. Ma era un suo alunno? Era un suo alunno, un mio alunno anche, sì. Io faccio laboratori professionali, non sono un insegnante di ruolo qua, però sì, è un alunno che conosceva la professoressa? Sì, ma lei, la professoressa è una coordinatrice, quindi conosce un po' tutti i ragazzi dell'ENAIP, lei è da tantissimi anni che è qua. Quindi... Non c'erano stati liti? No, assolutamente no, non c'erano stati liti, tra l'altro rientravano dallo stage, quindi non c'era neanche stato un... Scusate, ma io sono sotto shock perché ecco, ero proprio lì alla scena, quindi potete immaginare. Il ragazzo ha detto qualcosa dopo il coltellamento? No, è scappato subito. È scappato. È stata proprio una cosa improvvisa, sì. Però non posso dire di più perché questo è quello che... Nel comunicato della scuola c'è scritto che il ragazzo aveva problemi, una diagnosi funzionale. Ecco, di questo purtroppo non vi posso parlare. Tutti gli approfondimenti sul caso della docente accoltellata si possono leggere su prealpina.it e sulla Prealpina in edicola domani. Restiamo a Varese per un altro caso salito alla ribalta oggi nazionale dopo l'anticipazione fatta dalla Prealpina, il matrimonio con saluto romano dello sposo dal balcone di Palazzo Estense. Le reazioni dell'ANPI e del sindaco Davide Galimberti. Ci racconta tutto Marco Croci. Prima le nozze con rito civile, poi i saluti romani e i cori. Polemiche per l'episodio avvenuto sabato a Palazzo Estense a Varese, dove un membro della comunità militante dei 12 Raggi, associazione dichiaratamente nazionalsocialista con sede ad Azzate, si è sposato. La cerimonia è stata officiata con regolare delega dal presidente dei Dora, Alessandro Limido, e al termine lo sposo si è affacciato al terrazzo del municipio, salutando gli invitati con il saluto romano, gesto poi ripreso dagli amici anche nelle foto di rito. L'episodio ha inevitabilmente scatenato dure prese di posizione dal mondo antifascista. L'ANPI ha condannato la vicenda, così come hanno fatto PD e Movimento 5 Stelle. Il sindaco di Varese, Davide Galimberti, in una nota ha auspicato l'intervento delle forze dell'ordine per fare piena chiarezza su quanto avvenuto, individuando al più presto i responsabili e avviando le necessarie azioni penali. E ancora in tema sicurezza, incontro questa mattina in prefettura per valutare le misure da adottare alla stazione ferroviaria di Saronno. Il servizio di Roberto Banfi, le immagini dell'agenzia Blitz.
Tutti d'accordo di mettere un presidio fisso della polizia ferroviaria nella turbolenta stazione di Saronno Centro, dove ormai aggressioni, furti e rapine ai viaggiatori non si contano più. Ma non sono affatto chiare le tempistiche e non si annunciano brevi. Se ne è parlato questa mattina in prefettura Varese alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal prefetto Salvatore Paspariello, dove c'era anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che ha detto di sostenere il progetto per la Polfer a Saronno. Si attende solo che il Ministero dell'Interno concretizzi l'iniziativa. Come e in quali tempi per ora non è stato però definito. Presente alla riunione anche il sindaco di Saronno, Augusto Iroldi, che ha ricordato come dalla stazione di Saronno Centro passino ben 600 treni al giorno e quasi 30.000 passeggeri quotidianamente. E cambiamo decisamente argomento. Da questa mattina è attivo a Varese il servizio Rehab. Vediamo di cosa si tratta nel servizio di Adriana Morlacchi, le immagini di Agenzia Blitz. Non solo recupero delle eccedenze alimentari e distribuzione ai bisognosi, ma un gioco di squadra che coinvolge tantissime persone, attività e associazioni. È proprio la partecipazione e la condivisione degli obiettivi del progetto, ovvero solidarietà, recupero e mobilità green, il valore aggiunto di Rehab Food di Via Copelli, servizio che è ufficialmente iniziato questa mattina, nell'11ª giornata nazionale di prevenzione allo spreco alimentare. Alla fine della mattinata sono state messe in strada per la prima volta le bici cargo elettriche, con cui i volontari di Rehab Food ritirano la merce invenduta dai negozi e la portano in Via Copelli affinché possa essere donata alle associazioni per i loro assistiti in condizioni di fragilità. Alla guida anche Marcelo Lopez, responsabile preparatore atletico di Varese Basketball. Questo progetto offre l'occasione di partecipare e condividere, ha detto il preparatore atletico. E ora dal collega Luigi Crespi le anticipazioni delle notizie che troverete sul giornale in edicola domani. Sì, tanti gli argomenti interessanti che si troveranno sulla Prealpina in edicola domani. Parleremo prima di tutto di economia con l'allarme degli industriali. Per le aziende della provincia di Varese la liquidità è a rischio. La concessione del credito è infatti in calo del 10,9%. Sempre parlando di economia, ma guardando alle tasche delle famiglie, 3 pagine speciali saranno dedicate alla rubrica Casa, con i consigli per le ristrutturazioni e la guida ai relativi bonus. E poi gli spettacoli. Da domani inizia la maratona di Sanremo, alla quale la Prealpina dedicherà ogni giorno 2 pagine. Infine lo sport. Domani si parlerà di Pro Patria, che dopo 4 vittorie in 5 partite ora guarda alla zona playoff. Passiamo allo sport, calcio, tensione in casa del Legnano dopo la sconfitta col Crema, la contestazione dei tifosi e le reazioni a muso duro del giocatore Malagò, che oggi è stato multato dalla società. Il servizio di Matteo Floccari, le immagini di Publifoto. Brutto episodio quello successo ieri allo stadio Giovanni Mari, dove dopo la partita tra Legnano e Crema 2 giocatori del Legnano hanno avuto degli scontri con i tifosi che contestavano la squadra al termine dell'ennesima sconfitta. In particolare Matteo Malagò si è rivolto con dei termini irripetibili a un tifoso davanti tra l'altro a diversi altri spettatori che stavano riprendendo con il cellulare, quindi l'episodio non è sfuggito a nessuno. Lo stesso Malagò in mattinata si è scusato attraverso il profilo Instagram per quanto accaduto, la società però ha deciso di multarlo. La società lo ha multato ritenendo insufficienti le scuse pronunciate dal giocatore via social e si è comunque definita compatta nel voler affrontare questa difficile situazione di classifica, lavorando in maniera intensiva per la prossima partita che sarà il 18 marzo a Pero contro il Club Milano. E infine il basket, Varese sconfitta a Trento. Sentiamo l'analisi di Giuseppe Sciascia. Altro finale amaro per l'Open Giommettis, che ripete errori esiziali figli di un periodo che sembrava ormai dimenticato sul campo di Trento. La sconfitta di domenica 4 febbraio 84-90, nonostante l'ultimo vantaggio di 3 lunghezze e 4 minuti dal termine, costa di fatto l'esclusione dalla lavorata playoff per la formazione di Tom Bialazeschi, sotto accusa per una gestione non ottimale del minutaggio di Nico Mannion, peraltro non certo autore di una partita brillante, la peggiore in maglia Open Giommettis, a solo 8 punti con 3-16 del campo, rimasto però in panchina
per lunghi minuti del quarto periodo. Varese si butta via concedendo troppi rimbalzi in attacco e affidandosi a troppi personalismi nel momento in cui Trento invece aveva scelto le giocate collettive, e alla fine arriva una sconfitta probabilmente evitabile, un'occasione non capitalizzata che rimanda Varese nella metà bassa della classifica in vista della delicata sfida casalinga di domenica contro Pesaro precedente la sosta per la Coppa Italia. Ma prima il test verità di Coppa dopodomani, mercoledì 7 febbraio, partita senza domani sul parquet dei romeni dell'Oradea. E questa è l'ultima notizia, vi diamo appuntamento col TG di domani sempre alla stessa ora alle 19.